posso dirti anche no, è la musica, quanto pianta non lo so, ma la musica è tutta quel che ho. Le 7:34 minuti e 25 secondi, amiche e amici miei, questo era Pino Daniele con Musica del 1980 dall'album Nero a metà insieme all'immenso James Senese. Forza James, un grande abbraccio, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, venerdì 26 di settembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione con una comunicazione di servizio. Dopo di noi alle 9:30 non ci sarà Liberamente. Oggi viaggiano invertiti perché prima ci sarà Parlando Liberamente, vedete già sui nostri canali video la copertina del libro di Daniele Capezzone, Trampisti o maschisti, comunque fascisti, sinistra a caccia di nemici, edito da PM, e ovviamente Daniele Capezzone sarà l'ospite del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti alle 9:30 per Parlando Liberamente. Dopo Parlando Liberamente ci sarà Liberamente, quindi oggi c'è questo piccolo cambio di palinsesto. Noi chiuderemo alle 9:25 in modo tale da dare a Giovanni e a Daniele la possibilità di essere in onda con perfetto orario alle 9:30 primi. Bene, possiamo togliere la condivisione della copertina. Buongiorno a te, caro Simone, caro pescatore di Magiche Onde, grazie al tuo lavoro, come sempre, buon lavoro anche a te. Cosa vi ricordo? Date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono appunto i Liberamente, il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafé di Giulio Cainarca. Andate a vedere ieri il bellissimo monologo di Max Del Papa su Enzo Tortora, la rassegna stampa di Semivarin che però stamattina sto supplendo io solo per oggi, e le videopillole e molto altro ancora. A quali coordinate noi incrociamo? 340 670 9659 se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir si vogliano. Vi suggerisco anzi di puntare più su questo canale di comunicazione già da ora, visto e considerato che oggi siamo un po' più stretti, oppure il telefono, quando lo dirò io, 029294 7222. Mattinata, spirano dei venti che francamente non mi piacciono questa mattina. Andiamo a vedere le agenzie e in particolare, eccoci qua, andiamo a vedere l'ANSA, NATO e USA intercettano jet russi, Mosca se li abbattete è guerra, aerei dell'aviazione americana e dell'Alleanza Atlantica in azione in Alaska e Lettonia, l'ambasciatore russo a Parigi mette in guardia sui rischi di un conflitto, Zelensky annuncia il mio obiettivo è la pace, poi non mi candiderò. La situazione della flottiglia, la Farnesina e gli italiani sulla flottiglia, sconsigliato proseguire. Ancora, USA, l'ex capo dell'FBI come incriminato, Trump esulta. La guerra commerciale, Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion. D'altronde Trump l'aveva promesso di abbassare, vuole usare i dazi per far abbassare il prezzo delle medicine in America. Ancora, primo piano, tempesta su Cucinelli, viola le sanzioni a Mosca, Morpheus vende accusa, meno 17% in borsa. La Maison, noi a posto, la strage senza fine nel milanese vicentino, altri 2 morti sul lavoro, le vittime avevano 62 e 50 anni. Un abbraccio grande a loro e alle loro famiglie, che Dio li accolga. È osceno morire di lavoro nell'anno 2025. C'è una notizia di questa mattina all'alba, sempre battuta dall'ANSA, la Polonia invita i propri cittadini a lasciare la Bielorussia a causa delle crescenti tensioni e della guerra nella regione, a causa delle crescenti tensioni, della guerra in corso nella regione e dei ripetuti arresti arbitrari, il Ministero degli Esteri polacco sconsiglia qualsiasi viaggio in Bielorussia, invita i cittadini polacchi rimasti in Bielorussia a lasciare immediatamente il suo territorio.
utilizzando mezzi commerciali e privati disponibili, lo ha comunicato l'ambasciata della Polonia a Minsk. In caso di drastico deterioramento della situazione di sicurezza, di chiusura delle frontiere o altre circostanze, si legge, l'evacuazione potrebbe rivelarsi notevolmente più difficile o addirittura impossibile. La BBC, eccola qua, che apre ovviamente con il caso Comey, che viene ritenuto colpevole, insomma viene incriminato per 2 accuse. James Comey dice di essere innocente dopo essere stato accusato di aver mentito al Congresso nel 2020 mentre stava testimoniando a proposito delle fughe di notizie verso i giornali. Una notizia un po' curiosa, Ratmageddon, che potremmo tradurre con Sorciageddon, perché i sorci stanno conquistando le città. I sorci si moltiplicano a una velocità incredibile nelle aree urbane del Regno Unito e del Nord America. Ecco che cosa sta accadendo dietro questo boom. Poi abbiamo ancora Sarkozy, la condanna di Sarkozy da ex presidente a futuro prigioniero. La condanna di Sarkozy divide la Francia. E poi naturalmente abbiamo Trump che ieri, firmando alcuni ordini esecutivi, ha detto che non permetterà a Netanyahu di annettere la Cisgiordania. Vedremo anche questo. Mentre soffiano venti di guerra, c'è una notizia che forse riduce molte delle minacce che volano da una parte e dall'altra a propaganda o comunque a una guerra di nervi, perché questa è la CNN che ieri sera ha scritto questa notizia, e cioè che il Cremlino ha imposto il divieto di esportazione di carburante fino alla fine dell'anno, dal momento che le forniture di carburante in tutta la Russia sono state colpite dai droni ucraini. La Russia sta vietando l'esportazione di carburante fino alla fine dell'anno, dal momento che le pompe di benzina in tutto il paese, nelle aree sotto sua occupazione, stanno sempre più finendo a secco a causa degli attacchi dei droni ucraini. Kiev, per prima cosa, ha aumentato gli attacchi dei droni sulle raffinerie russe, sulle pompe di benzina e sui treni carichi di carburante, questo per tentare di distruggere le catene di fornitura del carburante nel corso dell'estate, quando la domanda è generalmente più alta, dal momento che la gente si mette in macchina e guida di più durante le ferie. Mentre i funzionari russi inizialmente hanno accusato l'origine di questa mancanza di carburante per motivi logistici e hanno promesso che la benzina e il diesel sarebbero scorse a fiumi di nuovo, le mancanze di forniture sono peggiorate nelle ultime settimane. L'aeronautica ucraina ha detto di aver colpito svariati siti di produzione di carburante e stazioni di servizio russe questa settimana, inclusa una delle più grosse raffinerie di petrolio nel Bashkortostan, che è la parte meridionale della Russia, e questa raffineria è di proprietà e viene utilizzata dalla Gazprom. Il divieto di export è l'ultimo tentativo da parte del Cremlino di rispondere alla mancanza di carburante. Mosca dapprima aveva vietato alcune esportazioni di benzina nel mese di marzo, quindi poi aveva esteso questo divieto a tutti i principali produttori di carburante nel mese di luglio. E ieri il vice primo ministro russo Alexander Novak ha annunciato che l'embargo sarà esteso ancora una volta, questa volta fino alla fine del 2025, e che saranno proibite anche alcune esportazioni di diesel. Secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, Novak ha ammesso che in effetti c'è una leggera mancanza di carenza di prodotti petroliferi, ma ha detto anche che questi venivano coperti dalle riserve accumulate. La Russia è tra i principali produttori mondiali di diesel, di carburante diesel, e la sua esportazione è naturalmente una delle principali fonti di incassi per il governo. Il quotidiano pro-cremlino Izvestia ha detto anche che alcune stazioni di servizio in alcune regioni hanno cominciato a razionare sia il diesel che la benzina, permettendo a ogni cliente di comprarne solo una piccola quantità. Problemi anche nella Crimea, dove la metà delle pompe di benzina non ha più carburante da vendere, soprattutto
il popolare canale Telegram che condivide gli aggiornamenti sul campo, Crimean Wind, ha riferito mercoledì che a Sebastopoli, la più grande città della Crimea, non c'era più benzina. Pare che 2 autobotti siano arrivate a pompare carburante in una stazione di servizio in città. Si è formata immediatamente una lunga linea di auto e nel giro di 2 ore le autobotti sono state svuotate. Tra l'altro la benzina è stata venduta con un sovrapprezzo del 30% in più rispetto al mese scorso. Il canale aggiunge sarcasticamente che non ci sono code invece per la paglia e i prezzi per cavalli e asini al momento sono stabili. I tedeschi si incazzano, dicono che i russi stanno oscurando i loro satelliti, questo lo dice il ministro della difesa Boris Pistorius, anche lui molto incazzato, dice che le attività spaziali dei russi possono a quanto pare aver impedito a 2 satelliti Intelsat che vengono utilizzati dalle forze armate tedesche e da altre forze armate sarebbero stati messi fuori servizio. Anche qua è tutto da vedere e adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali. Che ora si è fatta? Sono le 7:45 minuti e 21 secondi. Avvenire, eccolo qua, il quotidiano dei vescovi. Palestina possibile, il fatto. Nell'intervento della Premier al Palazzo di Vetro, toni duri con Mosca, critiche alle politiche ambientali, Meloni all'ONU, Israele non può negare la nascita dello Stato, ha oltrepassato i limiti, Abu Mazen, Hamas deponga le armi, l'ANP pronta a governare con un piano di pace. Pensa un po', esiste ancora Abu Mazen. Una fotonotizia centropagina, eccoli qua, la Sumud flottiglia, no agli aiuti a Cipro, al patriarcato, andiamo a Gaza, Crosetto, protezione solo per le acque internazionali. Per la flottiglia la mediazione si arena, ma si tratta ancora. L'altra Italia, Mattarella, non possiamo arrenderci alla scomparsa, la sfida delle aree interne, i servizi sono un diritto. Il vescovo di Monreale, ragazzi, non ascoltate chi parla bene della mafia, reagiamo con progetti. La campagna antispreco, troppo cibo buttato via, 2 chili al mese a testa e poi i fondi neri da Gheddafi, Sarkozy condannato a 5 anni, odio per me. Il Corriere della Sera, mitico Corrierone, eccolo qua, tensione nei cieli sui jet russi, altri sconfinamenti, MiG intercettati dall'Estonia all'Alaska, il Cremlino, se colpite i nostri aerei sarà guerra. Svolta di Berlino, sì all'uso dei beni congelati di Mosca per sostenere l'Ucraina. In alto, flottiglia avanti verso Gaza e scontro politico. Trump, ho sentito Netanyahu, la svolta è vicina. Tra l'altro, mentre io preparavo la rassegna stampa, stavo ascoltando BBC World Service alla radio, la potete trovare sul DAB perché è nel nostro stesso consorzio, Eurodab Italia, quindi se avete la radio DAB la potete sentire pure voi. E la BBC poco prima delle 7, le 6 in Inghilterra, ha informato che a quanto pare Tony Blair farebbe parte, l'ex premier Tony Blair farebbe parte di un apposito comitato che si dovrebbe incaricare della gestione pacifica di Gaza subito dopo la fine della guerra. Quindi molto probabilmente ci sarà un intervento evidentemente internazionale per la gestione di Gaza. Si era ventilata tra l'altro la possibilità di affidare il governo di Gaza dopo la caduta di Hamas a una, come possiamo dire, coalizione di volenterosi dai paesi arabi. Vedremo anche questa. Intervista a Tajani, parla il ministro degli esteri Tajani, accettino la mediazione, loro è la responsabilità. Poi ancora la fotonotizia a centropagina, Parigi, la condanna per i fondi libici, Carla stizzita con i medi. Ma perché Carla? Se questa è di Torino, Carla Bruni, stizzita con i media, 5 anni a Sarkozy, io in cella da innocente. Secondo trimestre il PIL americano sopra le attese, crescita del 3,8%. Pensate come sarà andato in brodo di giuggiole Donald Trump. Il Fatto Quotidiano, non erano russi i droni danesi nell'hacker degli aeroporti, ogni giorno un falso pretesto per la guerra. Ora i cacciavicini, UK, preso un inglese in cerca di riscatto, Copenaghen, niente prove sui raid russi, ieri allarme per i MiG senza sconfinamenti. Lo stilista smentisce il fondo USA, la caccia alle streghe colpisce Cucinelli, vende ai russi contro l'embargo, gruppo giù del 17%.
In alto, mediazione respinta, il governo avvisa gli italiani in pericolo, flottiglia sfida Israele, a Gaza, Crosetto invia un'altra fregata. E sono due, e quindi sono 250.000 al giorno per due. Al mio paese fa 500.000, pure al vostro. Il Giornale, ecco qua, aspiranti martiri Propal cercano il morto, la flottiglia insiste, rischia incidente in acque israeliane, Meloni come Kirk, Salvini circondato, clima tossico. Come non essere d'accordo? Fotonotizia centropagina, intervista al ministro, Forza Italia più liberale, Tajani lancia il manifesto. Ufficiale la cessione del Monza, i Berlusconi lasciano il calcio, dopo 40 anni si chiude un'era. Le parole di destra dell'ex leader di AN, Fini torna a fare Fini, lezione in TV alla Gruber, scontro a 8,5 tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini. La conduttrice incalza l'ex presidente della Camera su più fronti, da Trump al ruolo internazionale della Meloni. Del resto nel 29 c'è da votare un nuovo Presidente della Repubblica. La decisione della CEDU, Cospito resta al 41 bis, no al ricorso, di spalla, condanna a 5 anni, Sarkozy andrà in carcere, attaccò in Libia per i suoi affari. Il Tempo, geniale signori, il Tempo inanella dei titoli, io devo conoscere chi fa questi titoli, deve diventare amico mio. Allora, vi descrivo per chi mi sta seguendo via radio la prima pagina del Tempo. Titolo: Troppo fico. Il candidato dei 5 Stelle alla guida della Campania lancia il codice etico, vietata l'elezione ai candidati sottoposti a provvedimenti giudiziari. Tremano i big del PD, sotto i riflettori diversi supporter di De Luca. Qui Marche, Acquaroli punta su numeri e dati, Ricci si rifugia nelle battute. Qui Calabria, strada spianata per Occhiuto, nei sondaggi avanti di 20 punti. Ecco, perché troppo fico? Perché c'è questo fotomontaggio con il torso di Carlo Verdoni in un sacco bello nei panni di Enzo il bullo, quando fa le telefonate alla gente per chiedergli cosa fanno per Ferragosto, solo che anziché avere la testa di Carlo Verdone nei panni di Enzo, ha la faccia di Fico che sta telefonando a qualcuno. Siccome non avevano spazio per scrivere un sacco fico, allora hanno dovuto scrivere troppo fico. Comunque un fotomontaggio geniale, veramente geniale. Il papocchio in Vaticano, Diddi bocciato il ricorso, la corte è inammissibile e ora Becciu ci spera, poi ancora 40 anni senza colpevole, il ritorno di una bomber, ecco la super perizia che può riaprire il caso Zornitta, Paniz, l'agonia infinita, sarà depositata la perizia sui reperti all'epoca, la difesa di Zornitta principale indagato, gogna mediatica. Ancora il conflitto in Ucraina, tensione nei cieli, jet russi sul Baltico, Trump, ora Putin deve fermarsi, l'enigma dei droni, il timore della guerra di quinta generazione e poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, Meloni sì alle sanzioni a Israele, ma Schlein rimette il disco rotto, il governo blocca Bruxelles. C'è la Meloni che sta parlando in Parlamento col suo taglier grigio, allarga le braccia e dice: io ci avevo pensato di dichiarare guerra a Israele e il problema è che c'ho Piazza Venezia chiusa per lavori. Le adunate oceaniche, date una medaglia a quest'uomo, vi prego. La Repubblica, la battaglia dei cieli. I caccia della NATO respingono incursioni dei jet russi sull'Alaska al confine lettone. Il Cremlino minaccia: se battete un aereo guerra, Trump, Putin deve fermarsi. Di spalla, sfida della flottiglia Israele, andiamo avanti. Sarkozy poi, fotonotizia a centropagina, eccolo qua. Tra l'altro si poteva pure fare la barba già che c'era, con Carlà che lo tiene per mano e saluta. Sarkozy va in carcere 5 anni per i fondi libici. Addio a San Siro, verso il sì al nuovo stadio. Foto qua in basso, la prima sfilata senza Armani, applausi e lacrime, e poi Sgarbi, ferito da mia figlia, cerca visibilità perché ieri sera Sgarbi ha ricevuto la notifica dell'avvocato della figlia Evelina che chiede la nomina di un amministratore di sostegno per lui dopo il periodo buio che l'ha portato anche al ricovero al Policlinico Gemelli qualche mese fa. La Stampa, la flottiglia non si ferma, Italia, idea filtro navale, no alla mediazione, Roma prepara il piano d'emergenza, Trump sente Netanyahu, pace vicina. Schlein, Meloni megalomane, divide il paese, la Premier, io come Kirk, orgogliosa. Fotonotizia centropagina, eccolo qua, di nuovo Sarko, fondi libici, 5 anni all'ex presidente francese, scandalo, vado in carcere a testa alta, la Bastiglia di Sarkozy,
E poi qua in alto abbiamo due notizie: lo scontro, jet russi intercettati in Alaska e Lettonia, Mosca sarà guerra se li abbattete, e di spalla gli USA e la tecnologia, l'AI per battere, cioè l'intelligenza artificiale, per battere le armi biologiche, l'ombra lunga di Thiel e Palantir. Ha scritto Italia Oggi ieri, cioè io. La verità, eccoci qua, l'opposizione finisce spiazzata, la flottiglia getta la maschera, le barche Propal rifiutano la proposta Tajani di consegnare le derrate tramite la Chiesa. È la prova che la vera intenzione non è aiutare i palestinesi, ma lo scontro politico, anche perché il grosso del cibo forse non ci arriverà mai. PD e 5 Stelle che hanno spedito a bordo i loro parlamentari adesso sono in totale imbarazzo. Sdoganato il fango, era tribuno dell'odio, su Charlie insulto libero, questo ne scrive Francesco Borgonovo. Ancora, alta tensione, NATO USA, stop a 9 jet di Mosca, i droni danesi non erano russi. E poi, fotonotizia a centropagina, vedete questo distributore qui in stazione, le proteste pacifiche secondo la sinistra, Meloni come Kirk, qua se non sbaglio a Torino Porta Susa. Evviva, Stellantis assume, ma Marocchini in Serbia, mentre qui è tutto fermo, arrivano 200 operai dal Nord Africa nella fabbrica in Est Europa per avviare la produzione della Grande Panda. Cassa integrazione guadagni a casa nostra, andiamo bene, andiamo. Intervento alle Nazioni Unite, Green, migranti, Palestina, Kiev, ecco tutto il discorso del Premier. Poi ancora succede in una scuola di Mestre, Venezia, prima elementare, su 61 iscritti, 60 stranieri. Bufera su Brunello Cucinelli, accusato di violare le sanzioni, il titolo perde il 17,2% in borsa. Libero, i capolavori della sinistra, la flottiglia ci porta alla guerra, i Propal rifiutano di consegnare il cibo e andarsene, i deputati PD e 5 Stelle a bordo, forziamo il blocco di Gaza, te piace es? All'Italia tocca pure mandare una fregata a soccorrerli e noi paghiamo. Scritte shock, poi vedete la fotonotizia a centropagina. Scritte shock dopo l'assalto alla stazione di Torino, minaccia al Premier, Maperelli fa la vittima. Ancora, contrordine compagni, conservate i contanti, la BCE riabilita la carta, scontro in diretta, il finish show sulla 7, la Gruber va all'angolo. La sfida di Putin continua, i jet russi in volo sui paesi NATO, chi li tocca aprirà il conflitto. Infine, incastrato, mazzata Sarko, 5 anni di galera. Andiamo a vedere i quotidiani economici. Abbiamo il Quotidiano di Sicilia, Avvenire parlava delle aree interne, ma il Quotidiano di Sicilia non scherza. Calo demografico, i meridionali in via d'estinzione, nel 2080 il sud rischia di essere una landa desolata, Istat in 50 anni il mezzogiorno passerà dagli attuali 20 milioni di abitanti a 12 milioni, nel resto del paese riduzione più modesta, senza politiche dedicate mezza Italia sparirà. Ancora, dopo l'annuncio dell'azzeramento del deficit e dell'avanzo di 2,1 milioni, il Presidente invita la coalizione a compattarsi, coi conti in regola, maggioranza in cerca di sintesi, Schifani al Parlamento siciliano, valutare le proposte di tutti gli alleati, signore e signori. E poi Carlo Alberto Tregua, che salutiamo, il fondatore del Quotidiano di Sicilia, Ocse, PIL più 0,6%, inflazione 1,9%, PIL italiano 2026 indietro di 1,3 punti. C'è da scialare. Ecco qua Italia Oggi, invece, reati ambientali, imprese KO, che ora è 7,57, siamo in orario. Reati ambientali, imprese KO, addio licenze, concessioni, appalti, finanziamenti pubblici, con la decadenza da autorizzazione ed erogazioni in corso. Un mese di fermo auto per abbandono dei rifiuti, ne scrive Ferrara a pagina 22. Ancora, Lettieri e Raimondi a pagina 8, allarme della BCE sul boom incontrollato delle istituzioni finanziarie non bancarie. Claudio Plazzotta, Ascolti TV, Mediaset straccia la Rai ad agosto mentre crescono la 7 e 9 nel prime time. Il Ministero dell'Istruzione, in arrivo i concorsi PNRR per quasi 58.000 nuove assunzioni di docenti nella scuola, pronti i bandi per primo e secondo ciclo, Alessandra Ricciardi a pagina 27. Union Camere Notai, l'obbligo di comunicare il domicilio digitale al registro imprese solo per le società che esercitano attività di impresa. E poi il sottoscritto, nuova rotta per l'UE, porta container cinesi nell'Artico grazie al disgelo. Mi trovate a pagina 9.
Diritto e rovescio, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, ci sono danni fisici, miopia, obesità, ipertensione, disturbi muscoloscheletrici, diabete, e psicologici, dipendenza, alienazione, depressione, irascibilità, aggressività, insonnia, insoddisfazione, diminuzione dell'empatia. La preoccupazione maggiore riguarda la progressiva perdita di facoltà mentali essenziali come concentrazione, memoria, spirito critico, capacità dialettiche e così via. L'uso e spesso abuso di smartphone e videogiochi produce effetti identici da un punto di vista chimico, neurologico, biologico e psicologico alla cocaina. E quanto si legge nella relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva portata avanti dalla Commissione Istruzione Pubblica nel corso della 18ª legislatura, c'è di più, i like e follower nutrono un insano narcisismo e un accecante senso di onnipotenza. E non solo per i ragazzi, a quanto si vede in giro, signore e signori. Le 7:59 minuti e 51 secondi, noi ci fermiamo un attimo e ascoltiamo i The Turtles, Happy Together del 1967, a tra poco. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Oh, era la Summer of Love del 1967, questi erano i Turtles, Happy Together. Ci auguriamo di essere tutti felici assieme, miei cari, traducendo il titolo di questa canzone. Sono le 8:03 minuti e 14 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Antonino Danna oggi in sostituzione di Sammy Varin, che ritroverete tra l'altro più tardi con Potere al Popolo. Allora, bella gente, andiamo a vedere un poco che cosa ci raccontano i giornali questa mattina a proposito dei giochi ad alta quota e della tensione nei cieli per quello che sta accadendo con sconfinamenti vari ed eventuali. Va anche detto una cosa, oggi
Oggi queste cose prendono naturalmente le prime pagine dei giornali, ma queste provocazioni nel corso della guerra fredda erano pane quotidiano, era un modo anche per testare eventualmente la prontezza delle difese di ambo le parti. Comunque andiamo a vedere adesso pagina 12 del Corriere della Sera, nuovi allarmi su droni e jet russi, rotte a batterli se sconfinano, fermi 2 scali danesi, gli F-16 USA in azione in Alaska, Zelensky a fine guerra non mi ricandido. Tra il sorvolo di jet russi e droni non identificati in movimento resta alta la tensione nei cieli NATO, mentre i toni si fanno sempre più incandescenti. Sono 4 gli F-16 che ieri la US Air Force ha fatto alzare in volo per intercettare 2 bombardieri strategici Tupolev 95 e 2 caccia Sukhoi 35 all'interno dell'area di identificazione della difesa aerea sopra l'Alaska. La NATO ha poi fatto alzare in volo 2 Gripen ungheresi schierati in Lituania per intercettare un Sukhoi 30, un Sukhoi 35 e 3 MiG-31 russi in prossimità dello spazio aereo lettone. Infine, alcuni droni tra Danimarca e Svezia hanno provocato un nuovo stop negli aeroporti danesi. In particolare si sono dovuti fermare gli scali di Aalborg e Billund, mentre droni sono stati avvistati a Esbjerg, Sonderborg e Skristrup. Episodi preoccupanti perché Aalborg funge anche da base militare, Skristrup ospita alcuni F-35 ed F-16. Avvistamenti anche sopra il reggimento dei dragoni dello Jutland a Ostelbro. Se le indagini dell'intelligence danese non sono ancora concluse e dunque non è possibile attribuire direttamente a Mosca la responsabilità di questi episodi, Copenaghen pare tentata di evocare altre consultazioni sulla base dell'articolo 4 del Trattato Atlantico. Dopo la risposta data martedì da Donald Trump a margine del bilaterale con Zelensky sulla reazione che la NATO dovrebbe avere rispetto ai velivoli russi, ieri il segretario della NATO Mark Rutte si è detto d'accordo sulla necessità di abbattere i jet russi se violano lo spazio aereo dell'alleanza. Ho appena parlato col primo ministro danese Mette Frederiksen sulla situazione dei droni, la prendiamo molto sul serio, fa seguito su X il segretario generale che in questi giorni si trova negli Stati Uniti. A gettare benzina sul fuoco ci pensa poi l'ambasciatore russo a Parigi, Alexei Meshkov. Negando ogni coinvolgimento di Mosca, in un'intervista alla radio francese spiega come l'abbattimento di un aereo russo da parte della NATO, pur in caso di violazione dei cieli dell'alleanza, equivarrebbe a una dichiarazione di guerra. Sono parecchi gli aerei che violano il nostro spazio aereo, accidentalmente o meno. Nessuno li abbatte, ha aggiunto l'ambasciatore. Posizione espressa anche dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che da New York a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite punta il dito e dice NATO e UE sono in guerra con la Russia e la crisi in Ucraina ne è un chiaro esempio. Ma non sono solo i cieli a inquietare le cancellerie europee, timorose che siano proprio gli stati dell'Unione a finire tra incudine e martello. Il cambio di posizione della Casa Bianca sulla possibilità che Kiev possa recuperare i territori oggi occupati viene giudicata molto freddamente. Dietro questo sorprendente ottimismo si nasconde l'annuncio di un minor coinvolgimento degli Stati Uniti e il trasferimento della responsabilità di por fine alla guerra all'Europa. Meglio la verità che le illusioni, nota il premier polacco Donald Tusk. Ottimista ma con prudenza resta invece Volodymyr Zelensky. Dopo aver incassato il pieno sostegno di Trump, il leader ucraino in un'intervista ad Axios, pur confermando la sua intenzione di non ricandidarsi dopo la fine della guerra, annuncia di aver chiesto a Trump un nuovo sistema d'arma che costringerebbe il presidente russo Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati ed aver ricevuto il sostegno esplicito della Casa Bianca a colpire le infrastrutture energetiche e l'industria bellica russa. Al Cremlino, ha aggiunto il leader di Kiev, dovrebbero dunque studiare bene dove si trovano i rifugi più vicini. C'è poi un'analisi della collega Francesca Basso, la valutazione del pericolo, l'opzione dello strike, le regole di ingaggio NATO ora potrebbero cambiare, l'invito di Trump agli alleati può dare legittimazione. Sentiamo un po' che cosa succederà allora, quali saranno le regole, già che ci siamo. Intanto le parole di Trump rischiano di avere un impatto sulle regole di ingaggio, dando legittimazione politica a un eventuale abbattimento e creano anche un'aspettativa di azione immediata a prescindere dal tipo di violazione,
senza distinzione tra il caso di un vero sconfinamento e il semplice ingresso in una zona internazionale. Trump offre quindi sostegno al premier polacco Tusk, che aveva promesso che avrebbe reagito alle prossime provocazioni russe con l'abbattimento dei velivoli, mentre Germania e Italia avevano invitato alla cautela. Per il ministro della difesa tedesco Pistorius non si deve fare a Putin il favore di cadere nella trappola dell'escalation. Al termine del Consiglio Nord Atlantico martedì scorso, Rutte aveva spiegato come intende reagire l'alleanza. Valuteremo sempre i pericoli se si tratti di una minaccia diretta alla nostra difesa generale, alla nostra posizione, e agiremo sempre di conseguenza, aveva detto il segretario generale della NATO, aggiungendo che ciò che faremo sempre è assicurarci di reagire in modo proporzionato. Dunque i piloti da combattimento e i militari valuteranno costantemente le minacce e se sia necessario scortare gli aerei fuori dal territorio alleato. Ma se necessario, e il presidente Trump ha perfettamente ragione, faremo anche di più. Il massimo per proteggere il nostro popolo, ha ribadito ieri Rutte. Messaggio che è stato consegnato direttamente anche a Mosca questa settimana da inviati britannici, francesi e tedeschi in un incontro a porte chiuse riferito da Bloomberg. Gli sconfinamenti non sono una pratica di adesso. Nel solo 23 gli alleati sono decollati oltre 300 volte per intercettare e identificare aerei russi in prossimità dei confini dell'alleanza. Fin dalla guerra fredda vale la tattica io ti sorveglio, tu mi sorvegli. Gli schieramenti si tengono d'occhio nei cieli, ma anche in mare, con missioni affidate ai sottomarini. E in alcune occasioni i voli servono a stuzzicare l'avversario, a testare le difese. Di solito vengono rispettate delle regole di ingaggio, con una coppia di caccia mandata a intercettare l'intruso. Uno si avvicina, il secondo resta in guardia. Ci possono essere comunicazioni sui canali d'emergenza, uso dei radar, semplice contatto a distanza per indurre il velivolo ad allontanarsi. La NATO, fin dal 2004, ha adottato un pattugliamento massiccio, rinforzato dopo l'invasione dell'Ucraina, e condotto con una sorveglianza eseguita da mezzi dotati di sistemi elettronici. Ovviamente lo scenario diventa più grave se c'è una violazione dei confini, vera o presunta. Ora la guerra in Ucraina e la crescente tensione tra NATO e Mosca hanno aumentato la sensibilità dei paesi al confine con la Russia e anche il rischio di un'escalation. Ora, questo è più o meno il quadro della situazione. Però, mentre il Corriere della Sera non aveva aggiornamenti sulla questione degli aeroporti danesi, il Fatto Quotidiano scrive alcune cose e io ve le vado a leggere. Siamo qua a pagina 2 del Fatto Quotidiano. In particolare, nella notte tra mercoledì e giovedì l'aeroporto di Aalborg in Danimarca è stato chiuso per la presenza di droni nello spazio aereo. Nelle stesse ore radar navali hanno rilevato velivoli senza pilota anche sopra i giacimenti petroliferi danesi nel Mar del Nord. Il ministro della difesa, Truls Lund Poulsen, ha parlato di attacco compiuto da attore professionale e ha annunciato che Copenaghen sta valutando l'attivazione dell'articolo 4 della NATO. Sarebbe la terza volta in 2 settimane. Non ci sono prove che dietro ci sia Mosca, ha precisato Poulsen, aggiungendo che i droni non provengono da molto lontano. Smentita netta dell'ambasciata di Mosca in Danimarca, la parte russa respinge categoricamente le assurde speculazioni sul suo coinvolgimento negli incidenti. Intanto in Gran Bretagna la polizia ha arrestato un uomo per un attacco informatico a Collins Aerospace, che lo scorso fine settimana aveva bloccato diversi aeroporti europei. Il fermo del quarantenne nel West Sussex sembra indicare che si trattava di un tentativo di estorsione, non di guerra ibrida con Mosca. In risposta agli incidenti, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato: si verificano continuamente violazioni nello spazio aereo. Non permetteremo che queste infrazioni continuino e adotteremo tutte le misure necessarie per garantire una deterrenza efficace e por fine a queste aggressioni da parte dell'esercito russo. Merz ha chiesto al ministro della difesa tedesco Boris Pistorius di trovare un accordo in sede NATO, in particolare con Polonia, Francia e Gran Bretagna, su come reagire in futuro. Il 15 ottobre è in programma un summit dei ministri della difesa nel quartier generale dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, che si è schierato apertamente col presidente statunitense, dichiara: sono totalmente d'accordo con Trump. Se fosse necessario, i Paesi membri devono essere pronti ad abbattere droni e jet russi che entrano nel loro spazio aereo.
L'eventuale abbattimento di un velivolo russo scatenerebbe una guerra, ha avvertito l'ambasciatore russo in Francia Alexei Meshkov. Ma gli incidenti aumentano. Copenaghen e Oslo a inizio settimana hanno chiuso i loro aeroporti per diverse ore a causa della presenza di droni sopra gli scali. La difesa danese ha deciso di non abbattere i droni per non mettere a rischio i cittadini. Secondo gli esperti non erano droni civili, troppo grandi, con autonomia e capacità non compatibili con un uso amatoriale. Mentre il Cremlino continua a bombardare l'Ucraina, le incursioni si verificano anche nei cieli russi. Nella notte tra 21 e 22 settembre Mosca ha subito uno dei più grandi attacchi con i droni ucraini dall'inizio della guerra. La difesa aerea ha abbattuto tra 30 e 80 droni. In quei minuti un aereo cargo russo ha volato a bassissima quota tra i grattacieli per evitare di essere colpito dalla contraerea. Una scena che ha alimentato timori per possibili errori fatali per il traffico civile. Kiev non ha mai nascosto la strategia di usare i droni per colpire simbolicamente Mosca e logorare le difese. Se la Russia non ferma la guerra, i funzionari del Cremlino devono sapere dove sono i rifugi antiaerei, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. C'è poi il parere di Gian Andrea Gaiani, che lo sapete spesso è il nostro gradito ospite in quel di Zoom. Gian Andrea Gaiani è il fondatore di analisidifesa.it e lui scrive che l'obiettivo è convincere i cittadini europei della minaccia russa. E allora cosa succede? I droni che hanno sorvolato recentemente i cieli degli aeroporti danesi e norvegesi non ci hanno ancora nemmeno detto di che modello sono. In precedenza i MiG-31, i cacciarussi che hanno sorvolato il corridoio del Baltico, erano in quell'esatto punto perché quello è l'unico corridoio che esiste per andare dalla regione di Leningrado fino all'enclave russa di Kaliningrad. Di Leningrado, che sapore di Unione Sovietica, San Pietroburgo. Personalmente rimango dell'idea che assistiamo a un allarmismo costruito per alzare la tensione collettiva. L'obiettivo è convincere l'opinione pubblica dell'UE dell'imminente minaccia russa. Nel suo ultimo intervento alle Nazioni Unite, il presidente americano Donald Trump ha detto che continuerà a dare armi alla NATO e poi l'alleanza ne farà quello che vuole. Di fatto, il presidente americano ha accettato che non è riuscito a risolvere questa guerra in Ucraina. È deluso dall'omologo russo Putin, esagera dicendo che la Russia è una tigre di carte, e infatti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov gli ha subito risposto che la Russia è un orso. Solo qualche mese fa Trump alla Casa Bianca al presidente ucraino Zelensky diceva che non aveva le carte. Oggi al contrario sentiamo invece che dichiara che grazie alla NATO Kiev può riconquistare i territori che sono sotto il controllo ora delle truppe russe. Ma il presidente degli Stati Uniti parla della NATO come se gli Stati Uniti non ne facessero più parte, come se fosse un soggetto terzo a cui si limiterà a vendere armi. Il suo messaggio è: Trump se ne sta lavando le mani, lascia la palla agli alleati europei dell'Ucraina, che dovranno non solo pagare gli USA per gli armamenti, ma anche affrontare il rischio della guerra con la Russia. Andiamo adesso a vedere, passiamo ad altro argomento e passiamo alla flottiglia, mentre si fanno le 8:17 minuti e 7 secondi sulle nostre magiche onde. Questa è sempre, vi ricordo, la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi, oggi in sostituzione di Sammy Varin. Ecco, allora, adesso ce ne andiamo, adesso ci facciamo un giro al largo di Creta. Vi va? Che bel mare, uno si sente un po' Diego Batantuono in Mediterraneo, il sergente Russo, ve lo ricordate? Grandissimo film Mediterraneo. Allora, flottiglia alza il tiro, no all'intesa, diffida il governo e sfida Israele. Prove di martirio dei naviganti che fanno rotta su Gaza, scrive il giornale. Romperemo l'assedio. Rifiutata la mediazione della Chiesa e l'ipotesi di consegnare gli aiuti tramite Cipro. Il team legale scrive all'esecutivo: Tel Aviv non deve interferire, ma Israele fa sapere che non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale. Le 50 navi rifiutano la proposta pensata da Roma per scaricare gli aiuti per Gaza a Cipro, per poi farli giungere a destinazione tramite il cardinale Pierbattista Pizzaballa. La delegazione italiana del Movimento Globale a Gaza, a nome del comitato direttivo della Global Sumud Flottiglia, si giustifica dicendo che la missione rimane fedele al suo obiettivo originario di rompere l'assedio illegale
e consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione assediata di Gaza, vittima di genocidio e pulizia etnica. Qualsiasi attacco o ostruzione alla missione costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale. Ma la sensazione è che la toppa sia peggio del buco, perché se l'obiettivo era la consegna di aiuti umanitari, non si comprende perché il clan Flottiglia non si fidi del patriarcato di Gerusalemme. Appunto, Pizzaballa è una persona seria. L'ambasciata di Israele in Italia sostiene che non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale, mentre il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar scrive su X che il rifiuto della flottiglia alla proposta italiana dimostra che il loro vero scopo è la provocazione e servire Hamas. Sostegno alla flotta arriva anche dalla Spagna di Pedro Sánchez e figurati, già in clima elettorale, pronto a inviare il pattugliatore d'altura della Marina Furor dalla base di Cartagena. Troppo ghiotta l'occasione per il premier spagnolo di mettersi al centro dell'attenzione e realizzare operazioni di soccorso. In sostanza farà campagna elettorale in quelle acque del Mediterraneo orientale. Il tutto mentre il patriarcato latino di Gerusalemme ha le mani legate, fanno sapere fonti interne, dal momento che se la flottiglia dovesse andare avanti per la propria strada, il patriarcato nulla potrebbe senza un nulla osta di Israele. In sostanza si torna al punto di partenza con la tesi espressa da Giorgia Meloni sull'irresponsabilità di chi muove le vele delle 50 barche in un folle intreccio col riconoscimento della Palestina. Ma questo giochino, direte voi, a noi altri che cosa interessa? Cominciate a frugarvi nelle tasche. Fausto Biloslavo, che salutiamo, valente collega molto esperto di queste questioni, firma questa analisi su Il Giornale. Aprite bene le orecchie. Scortare le barche Propal con la fregata della Marina costerà almeno 1.000.000 di euro. 2 miliardi delle vecchie lire per chi ragiona ancora in termini analogici pre-euro. La fregata Alpino oggi darà il cambio alla Virginio Fasan, nave gemella, può imbarcare pure un elicottero. Tra l'altro sono navi avanzatissime che noi abbiamo nella flotta militare italiana. La fregata che mandiamo a turno per soccorrere la flottiglia, scrive Biloslavo, se butta male costa almeno 100.000 euro al giorno. Una spesa già prevista nell'operazione Mediterraneo Sicuro, ma il vertice politico ha deciso che l'incolumità degli italiani a bordo della flottiglia è interesse nazionale. Però siamo proprio sicuri che sia così? Soprattutto tenendo conto che le decine di attivisti, giornalisti e un pugno di politici estremisti vanno avanti verso Gaza, non accettano alcuna mediazione e si troveranno sicuramente nei guai. La nave Virgilio Fasan è una fregata multiruolo che stava rientrando in patria, ma ha ricevuto l'ordine dal ministro della difesa Guido Crosetto di convergere nell'area della flotta Plopal dopo la notte dei droni. La Fasan è una fremme missilistica antisommergibile in grado di intercettare minacce aeree e sottomarine. Il 29 aprile dello scorso anno ha abbattuto con un cannone Oto Melara un drone lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen contro una nave mercantile sotto scorta vicino allo stretto di Bab el Mandeb. L'armamento prevede anche 16 missili Aster 15 e 30 capaci di abbattere qualsiasi minaccia dal cielo. Però un Aster di ultima generazione costa 2 milioni di euro. La fregata, con quasi 200 uomini di equipaggio, imbarca anche un elicottero della Marina SH-90 adatto a operazioni di soccorso in mare. Un'ora di volo costa circa 5.000 euro. Scusate, con 5.000 euro quanto mangiare si compra? Atteso che la spesa per una famiglia di una settimana che può venire 150 euro, 200 euro, via. Quante famiglie ci sfami con 5.000 euro? Il ministro Crosetta ha annunciato che nave Fasan riceverà il cambio già oggi dall'Alpino, una specie di unità gemella con meno marinai a bordo. Così si può imbarcare anche un elicottero più piccolo che verrebbe utilizzato da aliquote dei corsi speciali in caso di necessità. La difesa, a cominciare dalla Marina, si sono rifiutate di fornire le tabelle dei costi giornalieri di ogni unità che non sono classificati. Dalla relazione analitica delle missioni in corso si scopre però che una voce di personale e funzionamento per 30 giorni delle FREM, che sono appunto questo tipo di fregate, poco superiore ai 3 milioni di euro.
a spanne 100.000 euro al giorno e con la flottiglia a 5 giorni di navigazione da Gaza la sorveglianza costerà €500.000. Le navi erano già in zona per l'operazione Mediterraneo sicuro, il costo giornaliero è sempre lo stesso. È stato deciso che garantire eventuali soccorsi della flottiglia fosse un interesse nazionale, spiega una fonte della difesa. Nei compiti del Mediterraneo sicuro c'è anche la protezione delle flotte nazionali, mercantile e peschereccia. La domanda è se ricade nell'interesse nazionale chi va scientemente in cerca di guai e rifiuta ogni mediazione per sbarcare gli aiuti. Molti attivisti saranno inconsapevoli e innamorati della buona causa, ma gli organizzatori che hanno agganci opachi con Hamas o la Fratellanza Musulmana e i parlamentari a bordo sanno che non finirà bene. Forse è quello che vogliono. Un intervento israeliano con il pugno di ferro e schizzi di sangue per aizzare ancora di più l'opinione pubblica. Qualcuno dovrebbe rendersi conto che esiste un piano organizzato a tavolino per provocare l'intervento armato israeliano in mezzo al mare e far subito scattare panico, allarme e mobilitazione generale in Italia con scioperi, occupazioni, blocchi che possono sfociare in violenze gratuite. La notte dei droni al largo della Grecia è stata una prova generale che ha attirato la nave Fasan nella trappola. L'obiettivo è l'autunno caldo che si prepara per mettere in difficoltà il governo. I disgraziati palestinesi che crepano a Gaza, utilizzati come scudi umani da Hamas e massacrati dagli israeliani, sono un cinico scudo politico che serve da pretesto per far casino in Italia. Com'è che si dice nel web? Non vedo errori in quello che dice l'eccellente Biloslavo, anzi credo che abbia ragione da vendere, se mi posso permettere. A proposito, guardate qua, poi veramente mi viene il disgusto, guardate qua. Il giornale pubblica questa fotografia, pagina 4, che io trovo oscena, la descrivo ovviamente per chi ci segue attraverso la radio. C'è un tizio con questa maglietta rossa e ci sono 4 Teletubbies, ce li avete presenti i Teletubbies, quelli tante coccole, quella roba lì per i bambini, tutti vestiti di rosso e dietro di loro il logo a 5 punte delle Brigate Rosse. Logo delle BR sulla t-shirt e polemica. Per Gioventù Nazionale non ci sono dubbi. Al congresso dei Giovani Democratici di Vasto, un militante ha indossato una maglietta che richiama le Brigate Rosse. Sul petto la scritta Brigate su sfondo rosso, accompagnata da una grafica stile Teletubbies e una stella. L'immagine ha fatto il giro dei social, arrivando anche sul profilo satirico Siete dei poveri comunisti. Ma la polemica è esplosa nel territorio. Chi sfoggia certi simboli non esprime un'opinione, ma rende omaggio a un'organizzazione criminale, accusa Gioventù Nazionale. Che ora è? Le 8:26 minuti e 26 secondi. Andiamo a vedere adesso un altro argomento, restiamo sempre nella politica e soprattutto, ecco qua, guardate che schifo. Pagina 7 de Il Tempo, clima d'odio, messaggio shock, Meloni come Kirk, vertice alla Farnesina. Sale la tensione, aumentano le minacce a premier e ministri, solidarietà del centrodestra, Italia Viva, tace la sinistra. Tanto per gradire. Il clima d'odio ora colpisce anche la Premier per l'ennesima volta e questo preoccupa perché avviene alla vigilia di una protesta storica che si tiene oggi in Piazza Vittorio a Roma. I musulmani hanno indetto una manifestazione che unisce un momento di preghiera e la lotta per Gaza e che li vedrà riuniti alle 14:30 in Piazza Vittorio. Le minacce contro Giorgia Meloni sono comparse mercoledì sera al termine del corteo in solidarietà con la spedizione della Global Sumud Flottiglia sui muri della stazione di Torino Portanuova, su cui campeggia la scritta Meloni come Kirk, assassinato di recente negli Stati Uniti d'America, e questo sta scuotendo il mondo della politica. Un clima che si è registrato anche ieri sera davanti alla Farnesina, dove attivisti pro palla hanno lanciato vernice, imbrattando anche membri delle forze dell'ordine. A rispondere la stessa Presidente del Consiglio. L'hanno scritto come minaccia, ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia. Essere accostata a lui è motivo di orgoglio. Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero. Immediata la vicinanza del vice premier e leader della Lega, Matteo Salvini, minacce inaccettabili, piena solidarietà a Giorgia Meloni. Si respira un clima d'odio preoccupante che va fermato. A parlare anche il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana,
È necessario condannare e contrastare ogni forma di violenza e riportare il confronto su una base di rispetto e responsabilità. E il presidente del Senato, Ignazio La Russa, conoscendola, sono certo che non si farà intimidire e continuerà con coraggio e determinazione il suo lavoro al servizio della nazione. A definire ignobili gli autori di atti simili è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. Quando i benpensanti di sinistra dicono che è la destra a fomentare l'odio, mostrategli questa vergognosa scritta. C'è chi si augura che Giorgia Meloni faccia la fine di Charlie Kirk. Ribollono di odio e livore perché non accettano che Fratelli d'Italia abbia vinto le elezioni e guidi l'Italia. Siamo al tuo fianco, Presidente, non mollare mai. Solidarietà anche da Maurizio Gasparri, Presidente dei Senatori di Forza Italia, e Paolo Barelli, Presidente dei Deputati Azzurri, così come anche la senatrice di Forza Italia, Vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. A parlare di derive pericolose poi è Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, mentre dell'opposizione a parlare la Presidente dei Deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi, che definisce le scritte inaccettabili. Il dissenso politico è legittimo, ma l'odio e le minacce non lo saranno mai. A Giorgia Meloni la nostra solidarietà, noi saremo sempre dalla parte della non violenza. Una voce, quella della Boschi, che emerge ancora di più visto l'assordante silenzio all'opposizione sulle minacce ricevute dalla Premier. Così Giulia Sorrentino, la coraggiosa Giulia Sorrentino del Tempo. Che ora è? Le 8:30, noi ci fermiamo. Meteo e poi torniamo con Romano Mussolini Trio, Blues for Alexandra, 1974. Era un grandissimo jazzista Romano Mussolini, statelo a sentire. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Nuovo peggioramento del tempo sul nostro paese, dove la circolazione continua ad essere instabile. In mattinata atmosfera grigia e piovosa al nord e sulla Toscana settentrionale, ma qualche fenomeno potrà interessare pure la Sicilia. Sul resto del paese tempo più asciutto, ma cieli diffusamente nuvolosi. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni interesseranno il nord e parte del centro, altre piogge anche tra Sicilia e Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da Biocertitalia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo
e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti della bava di lumaca, compreso Gastro Free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su Bronco Free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alti cuori, avanti tutta, Maimula, Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Immenso Romano Mussolini Trio, Blues for Alexandra, 1974. L'Alexandra in questione è appunto Alessandra Mussolini, che come sapete è passata qualche mese fa tra le file della Lega, e la salutiamo. Orbene, le 8:38 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa in sostituzione di Sammy Varin. Comunque sontuoso pezzo di blues, ragazzi. Romano Mussolini era veramente un grande del blues.
Allora andiamo a vedere per le anime belle, apologia di fascismo, mannacci la decima, ecco, tutte stronzate. Romano Mussolini tutta la vita ha fatto il musicista ed era un fior di musicista oltre che una persona per bene. Chiusa parentesi. Allora, sono arrivate delle zappe al 340-670-9659. Osho ha ragione, la Schlein è un disco rotto perché manca di argomenti, non è in grado di riconoscere i suoi limiti, quindi di fare politica costruttiva. Marco da Milano. Maurizio, il nostro Maurizio, ciao Maurizio, buongiorno a te. Ora anche l'onorevole che fa una crociera, pagato invece di lavorare, sta dicendo che non è assolutamente sicuro siano israeliani, ma invece di altri paesi amici. Così quando lo arresteranno in Israele potrà dire che lui era bravo, gentaglia che ci disonora nel mondo. Avanti Israele e governo, non cadere nel preparato trabocchetto, si sta riferendo alla Sumud flottiglia. Li vorremmo sotto processo a pagare i danni dei costi delle navi della Marina, come chi paga l'elicottero che ti viene a prendere in montagna da Pirla. Ancora, vediamo un po', buongiorno, da un sondaggio risulta che il 63% dei medici oncologi è favorevole all'eutanasia. Questa è la civiltà democratica e ci si meraviglia se hanno inoculato veleno alla popolazione imbelle, capre. Marco, però sì, ma stai calmo. Ancora, vediamo un po'. È l'inutile commissione, come sempre antiodio, fatta appositamente per la Segre. Qui Maurizio si sta riferendo alla scritta contro la Meloni. Avete notizie se dice mai nulla sulla posizione sulle posizioni della sinistra? Vergognoso silenzio e io pago. Vabbè, capita ragazzi miei, che dobbiamo fare? Questa è l'Italia, miei cari. Si chiama doppio standard, Maurizio. Quello che fanno i nostri è sempre bicarbonato di sodio, quello che fanno gli altri è sempre orrore, il fascismo che risorge, le quadrate legioni, l'orbace, lo scarafaggio, lo chiamavano lo scarafaggio o cimice, la cimice, cioè come si dice, il distintivo del PNF che aveva quella forma lì, del Partito Nazionale Fascista, poi il sabato, il cerchio nel fuoco, Starace, eccetera, eccetera, eccetera. Non hanno capito che quella roba lì è finita più di 80 anni fa, però continua, il fascismo. Quando invece tornano gli anni 70, e purtroppo non i migliori, ma la parte peggiore degli anni 70, con le minacce di morte, le scritte sui muri, gente che manca solo che si compra le AZ-36 e va in giro a darle in testa agli altri, beh, allora lì in quel caso silenzio, perché sia mai che qualcuno dicesse qualcosa. No, quelli sono compagni che sbagliano. All'inizio il PC del buon Berlinguer, che era una brava persona, diceva che però erano compagni che sbagliavano, addirittura l'unità scriveva le sedicenti Brigate Rosse. Così. Questo per ricordare un po' di storia recente del nostro paese. Vabbè, andiamo a vedere che è successo a Sarkozy, siamo sulla verità. Disordine mondiale, Sarkozy ormai ha smesso di ridere, condannato a 5 anni, andrà in cella, l'ex presidente giudicato colpevole di aver consentito ai suoi collaboratori di ricevere denaro da Gheddafi, farà appello, ma intanto finirà in carcere a testa alta. Critiche ai giudici dal centrodestra e dalla Le Pen. Tra l'altro, permettetemi una osservazione. Sarkozy lo chiamavano le president bling bling o anche l'americano, perché è sempre stato molto con lo stile americano. La sua caduta per certi versi è anche peggiore di quella che ebbe Nixon, però c'è una differenza. Nixon seppe riciclarsi come elder statesman perché era probabilmente il miglior presidente americano, meglio formato e meglio preparato in politica estera che ci sia mai stato in 250 anni di storia americana. Tant'è vero che addirittura Bill Clinton lo chiamò alla Casa Bianca a collaborare, ad aiutarlo nella politica estera quando cominciò il suo primo mandato. Poi Nixon morì nell'aprile del 94 e la cosa finì lì. Nel caso di Sarkozy, io credo che uno che ha beccato soldi dai libici, o comunque i cui collaboratori hanno beccato soldi dai libici e ha avuto una caduta del genere, credo che non potrà riciclarsi come elder statesman
in una nazione, tra l'altro, la Francia, in cui il presidente è più monarca repubblicano che una figura democratica, visto e considerato che la filosofia della presidenza francese in fondo è quella di essere una corte monarchica in quel dell'Eliseo. Allora, sentite un po' qui, per la prima volta nella storia contemporanea, siamo sulla Verità, per la prima volta nella storia contemporanea francese un ex presidente della Repubblica è stato condannato a una pena detentiva. La decisione è stata presa ieri dal Tribunale di Parigi, che ha condannato in primo grado Nicolas Sarkozy a 5 anni di carcere con mandato di deposito ed effetto differito, nonché al pagamento di una multa da 100.000 euro. Alla fine del processo sui presunti finanziamenti libici della campagna elettorale che l'ha portata all'Eliseo nel 2007, i giudici hanno riconosciuto Sarkozy colpevole di associazione a delinquere. Amaro il primo commento dell'ex capo di Stato francese: in tutti questi anni mi sono assunto tutte le mie responsabilità, non ho mai rifiutato un'udienza, ha dichiarato, ricordando anche di essere stato sottoposto a fermo, interrogato, occultato, esaminato in modo tale che il giudice potesse constatare che non c'era stato alcun arricchimento personale. Tuttavia, secondo l'ex leader francese, la conclusione della Corte è una sola: devo passare 5 anni in prigione. Sarkozy ha usato parole dure nei confronti dei magistrati. Se vogliono assolutamente che io dorma in prigione, dormirò in prigione, ma a testa alta, ha detto Sarkozy, ribadendo di essere innocente e assicurando un ricorso in appello. Ma in base alla sentenza di ieri, anche l'attesa del secondo grado di giudizio non eviterà il carcere al 70enne Sarkozy, che qualche mese fa era stato già condannato in via definitiva nel processo des Écoutes. Per sapere quando sarà incarcerato, l'ex numero 1 transalpino dovrà attendere fino al 13 ottobre, quando sarà convocato dalla Procura Nazionale Finanziaria, manco a farla apposta l'acronimo è PNF, che ha già annunciato il ricorso in appello. Oltre a commentare la sentenza, Sarkozy ha anche detto che ieri è accaduto qualcosa di estremamente grave per lo Stato di diritto e per la fiducia che si può riporre nella giustizia. Anche due ex stretti collaboratori di Sarkozy sono stati condannati. Si tratta di Claude Guéant, già segretario generale dell'Eliseo, e Brice Hortefeux. Per il primo è stata disposta una pena detentiva di 6 anni, ma considerata l'età di Guéant, 80 anni, e le sue condizioni di salute, il tribunale non ha previsto un mandato di deposito, bensì una multa da 250.000 euro. L'avvocato di Guéant ha annunciato il ricorso in appello. Hortefeux è stato invece condannato a 2 anni di carcere, che potranno essere convertiti in una pena da scontare col braccialetto elettronico e che è già applicabile in caso di appello. Per il tribunale parigino, l'ex presidente della Repubblica ha consentito ai suoi stretti collaboratori di agire al fine di ottenere sostegni finanziari dal regime del colonnello Gheddafi. Contestualmente, Sarkozy è stato prosciolto da altri 2 capi di imputazione: corruzione e ricettazione di fondi pubblici. Il presidente del tribunale, Nathalie Gavarino, ha spiegato che nel processo appena conclusosi gli elementi materiali dell'infrazione della corruzione non sono costituiti. In questo modo non sono state confermate le accuse circa un possibile uso effettivo dei fondi libici che erano state mosse dalla PNF. La condanna dell'ex presidente francese ha suscitato numerose reazioni da parte della classe politica. Il capogruppo delle Républicaines al Parlamento europeo, François-Xavier Bellamy, su X ha definito la negazione della sospensione della pena disposta dai giudici nei confronti di Sarkozy come trattamento eccezionale ingiustificato, che la dice lunga su questa sentenza politica. Se credevano così tanto nella loro condanna, cosa temevano i giudici nell'attesa di una decisione in appello? Con così tanti autori di gravi violenze che vengono rilasciati ogni giorno, i francesi non si lasceranno ingannare dal senso di questa sentenza. Intanto però, puntini sospensivi. Va bene, poi ho questa notizia a pagina 17 della Verità, restiamo un attimo sulla Verità. Eccolo qui, aspettate un attimo che cerchiamo di recuperarlo, ecco. Stellantis assume solo marocchini. Mentre si fermano i siti in Italia, Francia e Germania, il colosso dell'auto prende altri 200 lavoratori in Africa. Lavoreranno in Serbia, dove i locali rifiutano 600 euro al mese. Un mercato dominato da costruttori cinesi, dove la manodopera arriva sempre più dall'Africa e possibilmente produce vetture nei paesi dove il costo del lavoro è già basso di suo, provocando l'ennesima serie
della saga più abusata dell'umanità, la guerra tra poveri. E quello che sta succedendo all'Europa dell'automotive a causa soprattutto dell'insensatezza delle regole del Green Deal, che hanno regalato un settore cruciale per il futuro dell'industria del vecchio continente a Pechino, costringendo le imprese locali a legarsi da qui ai prossimi anni alle catene di approvvigionamento connesse alle esportazioni asiatiche di terre rare. Dimostrazione pratica ne abbiamo ormai da anni, senza che nessuna Bruxelles, sterili dazi a parte, prendesse decisioni concrete. Ma negli ultimi giorni le evidenze sono diventate talmente plastiche che anche i più feroci sostenitori della transizione verso l'elettrico potrebbero iniziare a porsi qualche domanda. Pensate che per esempio quello che succede è che il problema è che della tradizione piemontese, perché oggi tra l'altro comincia il Salone dell'Auto di Torino, dove ci sono 50 costruttori, 17 di questi sono cinesi. E allora la Verità scrive che il problema della tradizione piemontese è che rischia di non restare più nulla. In questi giorni ha fatto molto discutere la crisi senza confini di Stellantis. Che i siti italiani siano tutti costretti a usare gli ammortizzatori sociali è notizia ormai arcinota. Lo stabilimento di Cassino è messo peggio degli altri, ma non è che Melfi, Mirafiori e ora anche Pomigliano se la passino molto meglio. Da qualche settimana poi sono emerse le novità sui fermi importanti che hanno coinvolto Francia, Spagna e Germania, mentre invece tira la Serbia, ed è anche facile intuire il perché. Il costo del lavoro e dell'energia è il più basso della media e gli incentivi pubblici. E prendiamo, tra l'altro, apprendiamo che lavorare in Serbia è diventato difficile, perché è difficile reperire la forza lavoro necessaria per realizzare i volumi di uno dei pochissimi modelli che sta avendo successo, la Fiat Grande Panda elettrica e ibrida. A Kragujevac sono già arrivati e inseriti circa 100 operai arrivati dal Marocco e adesso, secondo quanto risulta AMF e Milano Finanza, ora ne arriveranno altri 100, ingressi necessari per avviare il turno di notte e produrre a pieno ritmo. E i serbi sembra che i 600 euro offerti da Stellantis siano considerati una proposta indecente e quindi irricevibile. L'ultima versione della guerra tra poveri, dove cambia solo il colore della pelle e il terreno di scontro. E io altro non aggiungo alle 8:51 minuti e 5 secondi. Non riusciamo a entrare in contatto col senatore Nino Germanà, avremmo dovuto parlare con lui della delibera CIPES della Corte dei Conti sul ponte sullo Stretto. Andiamo ancora un po' avanti, dopodiché apriamo il telefono, che mi sembra ormai il caso. E andiamo a vedere un po' c'era una notizia sul Veneto, eccolo qua. Nel frattempo questo paese cambiano le cose, miei cari. Pagina 19 di Libero, l'emblematico caso di Mestre, scuola primaria da record, su 61 bimbi nuovi iscritti solo uno è italiano. L'Istituto Elementare Cesare Battisti si trova in una zona alle porte di Venezia ad alta concentrazione di stranieri, la stessa in cui alcuni commercianti hanno imparato il bengalese per poter servire i clienti che non parlano la nostra lingua. Ogni volta in cui il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara entra nell'argomento viene travolto dalle critiche. Ma questa è l'Italia del domani, così non va, se ne faccia una ragione anche il governo. Poi però il quotidiano è fatto di piccole realtà, come anche quella della scuola elementare Cesare Battisti di Mestre, che pochi giorni fa ha riaperto i cancelli e nelle nuove 3 classi prime hanno trovato un banco 61 piccoli alunni, tutti stranieri tranne un solo bimbo italiano. Non c'è niente di male, per carità, la dirigente Michela Manente fa bene a non voler farsi trascinare dalle polemiche, quindi a non commentare, e benissimo ad accogliere qualsiasi richiesta di iscrizione arrivi alla sua segreteria, perché il compito della scuola nel suo istituto, il Caio Giulio Cesare, oltre alla Battisti ci sono una sezione per l'infanzia e una per le medie, e istruire gli scolari e da dove vengano, se siano di prima o seconda generazione o nati qui o no, dovrebbe fregare a nessuno. Di certo non al personale che protocolla le domande. Tuttavia il caso resta emblematico. Dal tetto per gli stranieri in classe, se ne parlava nel 24,
alla sostanziale scomparsa degli italiani in aula. Sì, è vero, i fattori da tenere in considerazione sono tanti e questa è una vicenda particolare, nel senso che altrove il rapporto è differente. Anzitutto va ricordato, come fa il Gazzettino dando la notizia, che i genitori italiani di Mestre, in linea generale, preferiscono mandare i propri figli in altre scuole e non alla Battisti, vuoi per comodità, vuoi per gli orari, vuoi perché sono fatti loro. Significa che la situazione non è generalizzata, che quella è l'eccezione e fa tutta la differenza del mondo. Poi va aggiunto che, diversamente dall'impietoso calo demografico che noi registriamo da anni, gli stranieri tendono a fare più figli e per fortuna a mandarli a studiare. Se l'analisi deve essere completa, anche questo elemento è da considerare. Infine, che a Mestre, più ampiamente nel nord-est veneto, ci sia oramai una forte presenza di residenti con un'altra cittadinanza è un dato pacifico. Solo la comunità bengalese conta qualcosa come circa 15.000 persone, che su una popolazione approssimativa di 200.000 abitanti mica è uno scherzo. Appunto, forse, è anche il motivo per cui Immanente preferisce non esprimersi sull'argomento, al Giulio Cesare fino a qualche tempo fa, al di fuori dell'orario scolastico, l'istituto offriva a chi lo volesse un corso di Bangla, perché, a costo di ripeterci, ognuno col proprio tempo libero fa quel che gli garba di più, però è indicativo della scelta di integrazione opzionata non tanto della scuola che risponde alle esigenze pratiche, quanto dal contesto. Un'iniziativa che ha fatto discutere dalle parti della laguna e che, quasi a mo' di contraltare, è stata bilanciata dalla proposta di Sebastiano Costalonga, che a Venezia fa l'assessore al commercio, di implementare una sorta di patentino linguistico in italiano per gli esercenti che sulle calli gestiscono una loro attività. La misura è rivolta ovviamente a commercianti stranieri e intende promuovere il loro inserimento nel tessuto economico della città. Dici nord-est e ti viene in mente la gondola, San Marco, il vetro di Murano. In realtà è dagli inizi degli anni 90 che l'immigrazione lì ha trovato terreno fertile. Prima sono stati i cittadini di origine cinese, poi quelli dell'Europa dell'Est e dell'Africa, adesso è la volta dei bengalesi. Solo nei dintorni di Venezia, secondo alcune stime, ci sarebbero su per giù 30.000 oriundi di Dhaka e dintorni e il resto è lo scenario appena descritto. A luglio, ossia appena un mese e mezzo fa, Valditara ha ricordato lo stanziamento di 13 milioni di euro per dei corsi, non solo in Veneto, la cifra andrà a ricoprire il fabbisogno nazionale, corsi pomeridiani volti a potenziare la conoscenza della lingua italiana in relazione ai tanti ragazzi stranieri che frequentano, giustissimamente, le nostre scuole hanno un tasso d'abbandono degli studi molto preoccupante. Oltre il 30%, cioè circa un terzo dei ragazzi stranieri, abbandona la scuola e non completa quella dell'obbligo. Quando il ministro ha ricordato l'impegno in questo campo dell'esecutivo, Meloni, la sinistra, si è messa in cattedra e ha cominciato ad accusarlo di svolgere della mera propaganda ideologica. Le 2 classi su 3 di Mestre senza la presenza di un alunno italiano probabilmente inquadrano meglio il fenomeno dei proclami dell'opposizione. Beh, ma a questo punto, visto che parliamo di popolazione, le 8:56 minuti e 37 secondi, andiamo a vedere che fanno gli italiani. E gli italiani se ne fanno sempre meno. Calo demografico, ecco qua il quotidiano di Sicilia di oggi. I meridionali in via d'estinzione, nel 2080 il sud rischia di essere una landa desolata. Istat, in 50 anni il mezzogiorno passerà dagli attuali 20 milioni di abitanti a 12 milioni, mentre le previsioni riferite al resto del paese indicano una riduzione più modesta. Senza politiche dedicate, mezza Italia sparirà. Vediamo un po' che cosa succede. Il documento pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica contiene una stima delle dinamiche demografiche fino all'anno 2080 ed elabora risultati assai poco incoraggianti. Secondo le previsioni, la popolazione residente nel nostro paese nell'anno in corso, circa 58 milioni e 934 mila persone, il dato già in calo di alcune decine di migliaia rispetto al 2024, è destinata di questo passo a crollare di oltre 1 milione entro i prossimi 10 anni. La popolazione italiana stimata nel 2035 infatti ammonta a meno di 57,7 milioni di residenti. Il drastico e all'apparenza inesorabile calo demografico disegna una curva ancora più impressionante se si considera l'intero arco temporale inquadrato dall'Istat. L'andamento attuale tra decessi, nascite e migrazioni induce a stimare infatti una popolazione in media di 45,8 milioni di persone nel 2080, meno 22 milioni rispetto all'attuale popolazione italiana.
numeri che sprofondano a 39 milioni nella peggiore delle ipotesi, meno 33. Cioè, pensate, noi facevamo 57 milioni di italiani nel 1981, 44 anni fa, e 43 milioni di italiani nel 1940-41. Quindi nell'anno 2080 l'Italia, numericamente parlando, farà un balzo indietro di 140 anni. Pensate un po' voi. Questo significa che in base a tali stime, senza invertire la rotta intrapresa dal Paese sul fronte demografico, la popolazione italiana subirà in media un calo di oltre 13 milioni di persone entro i prossimi 55 anni. Per rendersi conto della gravità di questo dato, basti pensare che si tratta di una diminuzione equivalente più o meno al 65% dell'attuale popolazione del mezzogiorno italiano e al 100% se si escludono le isole. Ma questo appunto secondo lo scenario mediano. Nell'ipotesi in cui dovesse invece realizzarsi la maggior diminuzione stimata dall'Istat, la perdita ammonterebbe a circa 20 milioni di persone entro il 2080 e dunque il calo demografico nazionale corrisponderebbe a un numero addirittura superiore a quello degli attuali residenti nel meridione, che oggi ammontano a 19,7 milioni, meno 101%, praticamente non resta più nessuno. Il fenomeno, già all'attenzione della politica, seppur forse troppo timidamente, getta la sua ombra non solo sul versante genericamente esistenziale del Paese, ma in prima istanza sulla sua capacità di sostenere mezzi socio-economici efficaci e competitivi. Meno persone significa meno lavoratori, quindi meno consumatori e contribuenti, una minore sostenibilità del welfare, tant'è che lo stesso Istituto di Statistica, nella nota metodologica allegata al report, chiarisce che le informazioni prodotte rappresentano uno strumento importante a supporto delle decisioni nelle politiche, come quelle relative a sistemi pensionistici, sanitari, scolastici e abitativi, signore e signori. Insomma, minaccia anche una recessione economica. Pausa e poi Raffaella Carrà, Fatalità del 1983. A tra poco. Ehi, pronto ci sei? È con te che starei. Adesso mai, se qualcosa non va, poi cambierà. Vivi oggi la vita. Due, sul filo in due, apri il cuore con me. Parla di te, mentre invento per te. Gioia, allegria e una strana pazzia. Fatalità, porta fortuna. Fatalità, chiaro di luna. Fatalità, senza parlare. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Risponderò al primo squillo. Incontrerò un ritornello. Ti ascolterò senza parlare. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Io sono sempre io, sono l'unica che capisce te e rivive con te la poesia delle piccole cose. Tu, ancora tu, ogni giorno di più, quando oramai io volavo più in là. Fatalità, incontrarti per via. Fatalità, porta fortuna. Fatalità, chiaro di luna. Fatalità, senza parlare. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Risponderò al primo squillo. Incontrerò un ritornello. Ti ascolterò senza parlare. Ti amo, 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 ti amo. Fatalità, porta fortuna. Fatalità, chiaro di luna. Fatalità, senza parlare. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Risponderò al primo squillo. Ti porterò un ritornello. Ti ascolterò senza parlare. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Fatalità, porta fortuna.
verità, senza parlare. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ma poi alla fine si è chiarito quanti cacchio erano i fagioli di Pronto Raffaella. Secondo me questo è rimasto uno dei più grandi misteri della Prima Repubblica e non lo sapremo mai. Anche Giancarlo Magalli, che fu l'ideatore, ebbene sì, è lui il colpevole della cosa. Anche Giancarlo Magalli, che fu l'ideatore di sto cacchio di gioco dei fagioli, disse che era un numero stimato, ma non se lo ricordava più. Quindi se qualcuno di voi sa quanti fossero i fagioli, ce lo faccia sapere. Le 9, 4 minuti e 5 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Questa era Raffaella Carrà con Fatalità del 1983 che come appunto avrete intuito era la sigla di Pronto Raffaella. Pronto Raffaella, i fagioli sono 3.500? No, non sono questi. Poi peraltro Gioco dei fagioli ripreso dalla Clerici con molta meno come potremmo dire, meno allure nel suo programma di mezzogiorno, ma vabbè. Sono arrivate altre zappe al 340-670-9659. Molto interessante queste notizie di Stellantis e i marocchini in generale, l'espansione di Cina e Russia in Africa, perché io penso sia una specie di cavallo di Troia per soffocare l'Europa. Oh, allora facciamo un patto, bella gente. Io adesso vi do 2 notizie, e poi dopo apriamo i telefoni fino alle 9:20-25. Poi dopo ci salutiamo con Fausto Papetti che suonerà per voi Senza fine del 1976. Ladies and gentlemen, Fausto Papetti era un grande, poco da dire. Allora, notizia numero 1, siamo su Italia Oggi, questo è l'immenso Roberto Giardina che scrive da Berlino: il cuore della Germania è fermo. Così veniva chiamata la regione della Ruhr fin dai tempi di Bismarck e poi fino a poco fa era tra le aree più ricche, oggi è tra le più povere. La Ruhr, scrive il buon Giardina, anzi l'ottimo Giardina, era il cuore della Germania, da Bismarck alla Grande Guerra, la Repubblica di Weimar, nazismo, ancora una guerra, il boom degli anni 50 e 60. Ma gli altiforni sono spenti da tempo, le miniere di carbone sono chiuse. I 5 milioni e 100.000 abitanti sui 17 milioni della regione, la Nord Renania-Westfalia, figli e nipoti dei minatori, molti gli italiani, turchi e spagnoli ormai integrati, si sentono dimenticati. Una volta votavano per i socialdemocratici, oggi delusi per l'estrema destra. Gli emigrati sono passati tutti all'AfD. Gli emigrati dalla Calabria o dalla Sicilia andavano a lavorare alle catene di montaggio della Volkswagen a Wolfsburg o della Mercedes a Stoccarda. È vero, io avevo un compagno in collegio 20 anni fa, il cui papà nell'82 lavorava a Wolfsburg. Sapete che mestiere faceva lui alla catena di montaggio della Volkswagen? Avvitava le antenne radio sui maggiolini. O della Mercedes a Stuttgart, i meno fortunati finivano nella Ruhr, alla Thyssen o alla Krupp. Mi ricordavano i meridionali che vedevo giungere a Torino, erano contadini e in un giorno imparavano a montare auto per la Fiat. In Germania arrivavano uomini soli, finivano nelle baracche, ma le case mancavano anche per i tedeschi. Le famiglie giungevano quando si trovavano alloggio, a volte mai. Gli italiani, se avessero vissuto come i tedeschi, non avrebbero potuto risparmiare e mandare soldi a casa. Vivevano tra loro, senza un'ora di svago. Oltre mezzo secolo dopo esistono ancora collegamenti diretti in pullman dalla Ruhr con Catania. Dopo le elezioni municipali, il 14 settembre, che hanno visto triplicare i voti per l'AfD, Alfred Daxler ha scritto un commento per la Bild Zeitung, un po' la storia della sua famiglia. È nato a Genselkirchen, dove l'AfD ha sfiorato il 30%, ed è arrivata al ballottaggio per l'elezione del sindaco contro il candidato della SPD al 37%. Per il secondo turno si torna alle urne domenica prossima e si teme che la percentuale dei votanti sia molto bassa. Sono un figlio di questa città, scrive Daxler, un figlio del carbone, come si diceva. La città ai tempi del boom economico era una delle più ricche, oggi il reddito pro capite è 16.000 euro, tra i più bassi in Germania. Genselkirchen, ricorda, aveva 14 miniere di carbone ed era chiamata la città dei 1000 fuochi perché gli altiforni illuminavano le notti. Mio padre era venuto dalla Baviera per estrarre l'oro nero, il carbone, continua il collega. La sera a cena diceva: la SPD pensa a noi. Ma quando il carbone scomparve, conclude il figlio,
I socialdemocratici non trovarono una risposta. Interi quartieri sono abbandonati, la città aveva 400.000 abitanti, oggi 267.000. Gelsenkirchen è nota agli italiani per lo Schalke, la squadra dei minatori che giocava in Coppa Campioni. Oggi gioca in Serie B, la stagione scorsa ha rischiato di retrocedere in C. La rivale Mönchengladbach mezzo secolo fa batté l'Inter 7-1. La partita fu annullata perché una lattina di Coca-Cola colpì Boninsegna. I tedeschi accusarono l'interista di simulazione, per mesi gli immigrati furono insultati in fabbrica. Italiani tutti truffatori. Le città della Ruhr formano un'unica zona urbana, Essen, Bochum, Dortmund, Duisburg, per ricordarne alcune. Si passa una piazza e si cambia città. Si può viaggiare in tram da una all'altra vagando per un centinaio di chilometri. In Alice nelle città, 1973, film in bianco e nero di Wim Wenders, nata a Düsseldorf, 620.000 abitanti a 56 km da Gelsenkirchen, il protagonista vaga con una bambina in città. Finisce a Wuppertal, 360.000 abitanti, ai margini della Ruhr, nota per la sua monorotaia sopraelevata che mezzo secolo fa sembrava avveniristica, e per la compagnia di ballo di Pina Bausch. Non solo carbone e acciaio, la regione è anche un centro culturale con teatri d'opera e prosa e musei. Oberhausen ha il più grande centro commerciale d'Europa, con un bacino di oltre 30 milioni di clienti, contando i vicini belgi e olandesi. Ma la crisi ha colpito il commercio e tagliato le sovvenzioni alla cultura. Per non trasformare i paesi in ghost town come nel Far West, villaggi abbandonati, si sono trasformate le fabbriche in palestre e teatri per musical, gli altiforni in piscine per subacquei. La Ruhr era diventata un centro per l'alta tecnologia, ma senza investimenti ora i prodotti sono più cari e moderni di quelli giapponesi e meno moderni di quelli giapponesi e cinesi. 9, 10 minuti e 26 secondi, chiudiamo con Vittorio Sgarbi qui sulla Stampa. Sgarbi di famiglia, Evelina, figlia del critico d'arte, chiede all'amministrazione di sostegno. Lo faccio per mio padre Vittorio, non riesce più a badare ai suoi interessi. Lui dice sostanzialmente, professore, gli viene chiesto, si aspettava che sua figlia chiedesse all'amministratore di sostegno? No, assolutamente no. Nemmeno un confronto, un accenno. Mai, l'ho scoperta così, dall'oggi al domani. La sua famiglia è in lite, cosa ne pensa? Ne sono abbastanza dispiaciuto. Sua figlia Evelina dice che è preoccupata per lei. Non le crede? Mi sopravvaluta. In che senso? È convinta che io le possa dare quello che non ho, ovvero la sua è una questione di interesse, la preoccupazione non c'entra nulla. Il confronto nei mesi scorsi è mancato, ora non è il momento giusto per parlarvi, ci penserà l'avvocato. Da padre non vuole nemmeno provare a cercare un equilibrio, o un avvocato, ribadisco, si confronteranno i legali. Le sue accuse nei confronti di Evelina sono profonde, convinzione o amarezza? Io non so che cosa pensare, credo che sia consigliata male da qualcuno. Ma davvero non desidera provare a chiarirsi con Evelina? Non si capisce cosa vuole ottenere, provoca solo dei danni. A chi? A tutti, anche a lei stessa. Invece di sostenermi ha deciso di iniziare questa cosa, ha una volontà di rivalsa. Lei ora come risponderà? Farò opposizione. I toni sono da battaglia, ha voglia di ingaggiarla con sua figlia, è una delle tante battaglie. Nella mia vita ne ho affrontate molte, anche se questa avrei preferito evitarla. Vi prego, fate pace, che brutta cosa, veramente, che brutta cosa. Va bene, chiudiamo qui la rassegna stampa, il telefono è aperto da questo preciso istante, 0292947222, bella gente, se avete voglia di interloquire e dire la vostra, è vero, nel corso della rassegna. Zappe. Per lo spopolamento della gente sarà contento Bill Gates. Ancora, Gio da Torino, gli agnelli invece di essere riconoscenti verso l'Italia stanno usando cattiveria anche verso il popolo laborioso che ha reso la loro famiglia ricca, grande e potente. Vergognosamente vergognoso, grazie Gio da Torino. Ma guarda, gli agnelli ormai sono finiti da un pezzo. Del resto prima sono passati, dopo la morte di Marchionne hanno fatto Stellantis e ormai comandano i francesi, quindi figurati tu a quelli lì che cosa può fregare degli stabilimenti degli italiani, punto 1. Punto 2, le recenti vicende, Iacchi che chiede di essere mandato ai servizi sociali come ci andò Berlusconi, tutta quella roba lì. Posso dire una cosa?
è venuta giù quella vernice di monarchia repubblicana che l'avvocato Agnelli aveva costruito con il suo mito personale, e mi pare che come famiglia siano un pochettino acciaccati questi eredi dell'avvocato. Diciamo un po' acciaccati. Poi però il parvenu, il tamarro era Berlusconi. Oh ragazzi, dite che volete, la famiglia Berlusconi, è morto Berlusconi? Sì. I 5 figli si sono riuniti in una stanza, magari si saranno anche pigliati a cazzotti, chi lo sa? Non lo voglio sapere. Faccio un'ipotesi assurda. Però, avete visto, hanno regolato tutto, silenzio e pedalare. Questo è stile, ragazzi. Questo si chiama stile. Abbiamo 2 telefonate. Pronto, chi è là? Pronto? Sì. Ah, sono il maresciallo, caro Antonio. Maresciallo Buongiorno, Comandi, come va? buongiorno. Guardi, allora cominciamo con la Marina per andare a tenere, lasciamo perdere, dai, quei 4 smandrappati. Io mi domando, a parte i soldi che spendono, però che li fa girare alle scatole, se posso usare questa espressione, è che noi come Associazione Nazionale Marinai d'Italia è una vita che non facciamo più le uscite in mare perché costano. Per la carità, non possiamo fare uscite in mare perché l'uscita in mare costa, però cavoli, per andare a dare supporto, che mettiamola su questo tono, a 4 poveri deficienti, consentitemi di dirlo, va bene così. Secondo luogo, io tra i miei ricordi ho il distintivo, la cicca, il distintivo del PNF, Partito Nazionale Fascista, unitamente ad un sospensorio che però non ha lo stemma del Littorio purtroppo, però il sospensorio ce l'ho, è una cosa vecchia che trovai in un cassetto tanti anni fa, simboli ormai che non servono più a niente, comunque io li tengo come simboli storici e rimangono lì finché io ci sarò, poi qualcuno li butterà via. Ok, solo quello volevo dirvi, un grande saluto e buon proseguimento, grazie. Grazie a te, del resto sono simboli appunto della storia che è stata. La storia non si può cancellare. Con questo non vuol dire che uno debba andare orgoglioso di quella roba là, però è una storia che c'è stata e quindi è inutile cancellare i simboli del passato, perché voglio dire, cosa fatta capo A. Gli italiani sono stati fascisti, come no che lo sono stati, e hanno tributato a Mussolini un consenso sincero che è durato soprattutto dopo l'impresa della creazione del cosiddetto impero, è durato almeno fino all'inizio della seconda guerra mondiale. Questa è la verità. E questo non vuol dire che sia stata una bella cosa, perché è stata la distruzione di qualunque libertà, specie verso i cittadini di religione ebraica, ma resta il fatto che gli italiani siano stati anche quella cosa là, anche i nonni o alcune firme che poi nel dopoguerra hanno fatto carriera perché avevano preso la tessera giusta, che non era quella del Movimento Sociale Italiano. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Grandissimo, buongiorno a te. Buongiorno a te, sempre un piacere ritrovarti. Grazie. 2 cose veloci. La prima riguarda, tu hai detto poco fa che quelli di sinistra non si rendono conto che il fascismo si è fermato a 80 anni fa. Secondo me se ne rendono conto benissimo e sanno benissimo che in questo paese c'è un sacco di gente che continua a ritenere l'avversario politico nemico, che quella poi è la dottrina stalinista. Non esiste un avversario politico, esiste il nemico da battere, perché in tutti i regimi comunisti c'è stata la cancellazione della parte opposta. La seconda cosa, e quindi ambiscono a questo fatto, non so se voi a Milano, dalle vostre parti, avete i ragazzi di lotta comunista che girano per le case a suonare. Sì, ci sono pure qua. Io mi diverto a chiacchierare con loro e ti rendi conto che è assolutamente impossibile parlare. Assolutamente possibile, anche quando gli dici guarda che non mi vorrai venire a dire che vendermi il tuo giornale che esce ogni 3 mesi a €1 vi fa tenere in piedi le sedi. Questi scappano via. Seconda cosa, allora io ho letto ieri un interessantissimo articolo su il sussidiario. Era un'intervista al generale Mini, che sicuramente tu conosci, capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, eccetera, eccetera, il quale diceva che il problema della nostra, sicuramente la Russia ha invaso l'Ucraina, su quello non si discute, però il problema che abbiamo in Europa è che noi stiamo seguendo i pazzi
delle repubbliche baltiche che hanno una gran voglia di rivalsa verso la Russia e vogliono trascinare l'intero continente in guerra proprio per un loro discorso di 60-70 anni fa. Fortunatamente la battaglia, quello che succede sul Baltico è in mano ad alcuni jet condotti da italiani che non rispondono alla NATO ma rispondono semplicemente allo Stato Maggiore italiano. Altrimenti gli sconfinamenti dei jet russi, che sono sempre avvenuti e avvengono molto spesso anche in buona fede, perché non si è in grado di valutare a volte in aereo dov'è il confine specifico tra i bracci di mare, da San Pietroburgo a Kaliningrad, sono sempre avvenuti. Se ci fossero stati jet scandinavi o jet che fortunatamente le repubbliche baltiche non li hanno, li avrebbero tirati giù. Gli italiani invece rispondono allo Stato Maggiore italiano e praticamente accompagnano, come sempre è avvenuto, i jet russi a destinazione senza nessun problema. Il problema sono le repubbliche baltiche. Speriamo di non essere trascinati in guerra per questi pazzi che hanno voglia di rivalsa. Ciao, grazie Antonino. Grazie a te. Altre 2 telefonate. Pronto, chi è là? Pronto? Buongiorno Antonino. Pronto? Oi Davis, ciao. Buongiorno, come va? Ma a me bene, a te invece che tempo fa a Malaga? Ottimo. Ci sono 23 gradi, ma sono previsti 28, ma vabbè, qui è normale, si sa. Straordinario. Sai che io vedo no, spesso Canal Sur Andalusia? Ah, Canal Sur, vedi? Sì, molto lo vedo folcloristico. attraverso la Smart TV, con YouTube vedo lo streaming. È una televisione simpatica, devo dirti la verità. Sì. Sì, la televisione tipica dell'Andalusia, ma diciamo fa intrattenimento per gli anziani, va, di pomeriggio. E vabbè, senti, Però, io quello sì, trovo. Folklore. Sì, questo sì, va bene, molto. ci vuole. No, niente, io sono abbastanza indignato per quello che è successo a Milano lunedì. Vabbè, a Milano e non solo, però soprattutto a Milano. A me piacerebbe avere uno Stato e sentire un ministro dell'interno o una presidente del Consiglio addirittura che questa volta minacci veramente questi delinquenti con repressione, ma veramente non so se si può fare o non si può fare, ma io preferisco avere 70 di quelli lì all'ospedale che 70 poliziotti nostri. Allora la prossima manifestazione io metto l'esercito, metto la polizia, ma con le palle di gomma, non si possono usare le armi, lo so, ma con qualcosa più repressivo, più violento ci vuole, perché non è possibile. Non bisogna mettere, cioè lo Stato si inchina di fronte a 100 no, sono di più. E questi hanno minacciato di rifarlo a sorpresa, è vero o no? Quindi io non so se è normale che uno Stato si inginocchi di fronte a questi qua. Non è possibile. Bisogna usare la violenza. Con la violenza si risponde. Alla violenza si risponde con la violenza, quella dello Stato, la forza. Perché io preferisco mandare all'ospedale quelli lì piuttosto che i nostri poliziotti. E poi arresti e carcere, ma carcere veramente, non 2 giorni o non un giorno in questura. No, perché abbiamo visto che hanno devastato tutto. Io non so se si può fare, non si può fare, lo sto parlando a vanvera, però non è possibile. Si vota a destra, ma anche perché queste cose non succedono. Io non mi è piaciuto per niente. Mi dispiace, ma c'è troppa debolezza anche da parte del governo. Va bene, vi saluto. Un abbraccio a te, Davis. Naturalmente quella dello Stato non è violenza, quello è l'uso legittimo della forza, visto e considerato che per il patto civile che noi facciamo per costituire lo Stato, almeno secondo Rousseau, per il contratto sociale, noi deleghiamo allo Stato l'uso della forza. Il concetto però è corretto, non è che può alzarsi un sindacato domattina e dire blocchiamo l'Italia a sorpresa. Modesto parere di una partita IVA.
Continuate così, cari sindacati, e sparirete dall'attenzione del pubblico, visto che voi, per quelli come me, non fate niente, e per quelli che lavorano adesso proponete invece lo sciopero per Gaza. Avanti così verso la vostra più totale irrilevanza, come è giusto che sia. Aggiungerei un'ultima cosa. Nell'83 in America, a un certo punto il sindacato dei controllori di volo fece sciopero all'improvviso. Sapete cosa fece Reagan? Con un provvedimento di 3 righe li licenziò tutti e ci mise i controllori di volo militari. Forse sarebbe ora di licenziarla un po' di gente che fa queste cose e di assumere altro personale, perché le persone che vanno a lavorare, che prendono il treno, che devono avere bisogno dei servizi, non possono stare in balia di gente che domattina, siccome non vuole fare niente, prende e fa lo sciopero per Gaza. Lo sciopero si fa per il lavoro, perché è una cosa seria, è frutto di attività, lotte sindacali, ci sono stati addirittura dei morti per questo diritto, ma serve per tutelare il lavoro. Se voi scioperate per una cosa del genere vuol dire che il lavoro vi fa schifo, e se vi fa schifo diamolo a qualcun altro. Ancora, eccoci qua, PM, soldi all'ex procuratore di Pavia per scagionare Sempio, questa è l'ANSA che lo batte adesso. Indagato l'ex procuratore di Pavia, perquisizioni in casa di zii e genitori di Andrea Sempio, continua la telenovela di Garlasco. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto, salve, buongiorno, sono Gabriele Colilli, telefono da Castiglione Pescaia, provincia di Grosseto. Buongiorno. Buongiorno, volevo farvi una domanda ben precisa, dopo gli ennesimi fatti anche lì a Milano, ennesime proteste infondate, o meglio, se devono ogni volta fare una protesta e spaccare vetrine come si è sempre visto e ferire ogni volta i poliziotti, mi domando sempre come siamo arrivati in questo paese, che la democrazia credo che sia il punto fondamentale di questo paese, all'estremismo più brutto, più offensivo, cioè una società che si sta estremizzando al massimo. Cioè, come siamo arrivati a questo punto? Cioè, che disegno c'è dietro? Perché è un problema non da poco. Vediamo che ogni giorno anche da parte della sinistra quelli sono fascisti, quelli che poi c'è sempre affiancano anche quelli che spaccano, cioè, poi ci sono quelli di nuova generazione, ma il clima, quelli sono morti di caldo. Cioè, ogni giorno ne vediamo cose allucinanti. Cioè, come siamo arrivati a questo estremismo più completo? Volevo sapere questo. Sì, siamo arrivati a questo estremismo più completo perché sostanzialmente è finita la politica, è finito il concetto di rispetto dell'avversario. L'avversario tu lo rispetti, il nemico si abbatte. C'è stata una radicalizzazione, una settarizzazione della politica, soprattutto a sinistra, dove non avendo più niente da dire e dove essendosi attivata una vera e propria mutazione politica, come ne ha scritto Luca Ricolfi, ha prodotto sostanzialmente una realtà che disprezza chi la pensa in maniera diversa. Tutto qui. Io devo chiudere, un'ultima telefonata, però gli do non più di 30 secondi. Pronto, chi è là? Allora approfitto solo per un saluto. Antonino Salvatore da Martina Franca. Buongiorno a te. Signori, quest'uomo mi ha visto con i capelli 80 kg di meno, è un mio compagno di collegio e di università. Ciao Salvatore. Buongiorno a tutti, soltanto una richiesta e una proposta, dato che i tempi sono calamitosi, una bella trasmissione magari nell'approfondimento di Zoom con un esperto di storia di istituzioni militari, penso a Vincenzo Scarpello, per parlare di quella che è la situazione che attualmente vive il nostro mondo, soprattutto nella zona del Baltico. Grazie ancora e buona giornata a tutti i radioascoltatori. Grazie a te Salvatore, un abbraccio. Noi chiudiamo qui. Fausto Papetti, Senza fine del 1976, ma dopo di noi, appunto, parlando liberamente col direttore responsabile Giovanni Sallusti e Daniele Capezzone, che presenterà il suo libro Per PM, Trampisti o maschisti, comunque fascisti, sinistra a caccia di nemici, e poi dopo, parlando liberamente, ci sarà liberamente, e poi ancora
l'Auto da Fe di Giulio Cainarca e tutta la programmazione della rete. Grazie, a più tardi con Zoom, con Chilometro Zoom e Lorenzo Viviani alle 17:30. A dopo.